Il coronavirus mette in ginocchio il turismo in Croazia, un settore che per i nostri vicini d'oltre Adriatico vale un quinto del prodotto interno lordo. Lettonia, Lituania ed Estonia hanno proclamato nei rispettivi paesi una zona di libera circolazione per i propri cittadini e residenti. Le difficoltà e le speranze dei lavoratori stagionali romeni bloccati nel loro paese dall'epidemia, lavoratori determinanti per l'agricoltura europea. La Saipem si è aggiudicata un'importantissima commessa in Polonia, costruirà un gasdotto sottomarino. Una mappa per Kaliningrad, libro di Valentina Parisi che è un omaggio alla città di Kant e ai militari italiani internati nei lager dai nazisti. Non dimenticare di respirare, pellicola del regista triestino Martin Turk dedicata agli adolescenti e alla fatica di crescere. La Croazia negli anni passati ha realizzato circa il 20% del prodotto interno lordo grazie al turismo. Nessun paese europeo dipende in una percentuale così alta da questo settore. La costa e le isole croate quest'anno però, a causa del coronavirus, potrebbero rimanere deserte. Per il governo di Zagabria è un incubo. I nostri vicini d'oltre Adriatico sono riusciti a contenere i contagi. In un paese con poco più di 4 milioni di abitanti, ad ammalarsi per ora sono state meno di 2.300 persone. I morti sono poco meno di 100. Dopo la prima fase di chiusura totale, il governo del conservatore Andrej Plenković ha riaperto in parte le scuole per gli alunni più piccoli. Con limitazioni sono stati aperti bar e ristoranti. Parrucchieri e barbieri possono lavorare, avviate anche altre attività economiche nel rispetto del distanziamento sanitario. Ripreso anche il traffico aereo-ferroviario. Gli economisti prevedono un calo del prodotto interno lordo del 9%. Per questo il governo di Zagabria si aggrappa alla speranza di poter realizzare almeno una parvenza di stagione turistica. Crediamo che una stagione turistica ci sarà. Osserviamo che tutti gli stati annunciano una progressiva liberalizzazione dei provvedimenti fin qui presi per limitare i contagi. E in questo contesto speriamo di poter concordare dei protocolli comuni per consentire ai turisti di spostarsi senza incorrere in quarantene, controllando e garantendo però comunque la salute dei viaggiatori. Questi dovrebbero essere accordi a livello europeo. Sarebbe la soluzione migliore per tutti. Se questo non succederà, cercheremo di siglare dei protocolli bilaterali con gli stati che hanno una situazione epidemiologica simile alla nostra per poter consentire l'arrivo dei cittadini di queste nazioni nel nostro paese. Zagabria ha abolito le quarantene per i cittadini dell'Unione Europea, proprietari di case o imbarcazioni in Croazia. Gli italiani però in questo momento, tornando a casa, sarebbero costretti a 2 settimane di isolamento domiciliare. Ma gli italiani in estate potranno viaggiare in Croazia? I turisti italiani naturalmente potranno arrivare alle stesse condizioni degli altri cittadini europei se ci sarà un accordo a Bruxelles. Comunque, anche senza questo accordo, è chiaro che sia gli italiani sia gli altri, per viaggiare, dovranno essere sani, senza sintomi come tosse o febbre. Noi però puntiamo a protocolli comuni europei per poter consentire ai viaggiatori di transitare in sicurezza e senza obblighi di quarantene anche attraverso i paesi terzi. Decisivi nella definizione di questi protocolli europei o bilaterali saranno i medici, gli epidemiologi. La Croazia ha già iniziato a trattare per creare dei corridoi per l'arrivo di turisti dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dall'Austria e dalla Germania. Ne stiamo parlando, sono in corso negoziati intensi. La proposta è stata fatta dalla Repubblica Ceca. Ne abbiamo parlato, ma naturalmente per arrivare da Praga in Dalmazia bisogna passare attraverso l'Austria e la Slovenia. Dobbiamo parlare con tutti questi paesi per evitare che chi viaggia sia sottoposto a quarantene. È chiaro che nessuno andrà in nessun paese se poi a casa o in un paese di transito dovrà rimanere in quarantena per 2 settimane. È il caso, ad esempio, degli italiani che per venire da noi dovrebbero attraversare la Slovenia. Per questo, senza un accordo tra noi tutti, non ci sarà nessuna normalizzazione.
računati na to da će se stvar normalizirati. La Commissione europea ha deciso che le restrizioni ai viaggi ed i controlli alle frontiere dell'Unione Europea dovrebbero essere gradualmente soppresse se gli sviluppi epidemiologici proseguono con l'attuale trend positivo. Bruxelles inoltre raccomanda che nel frattempo le restrizioni ai viaggi siano revocate per le aree e gli stati con un'evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica simile. Non saranno poi tollerate discriminazioni sulla base della cittadinanza. Lettonia, Lituania ed Estonia hanno deciso di creare in comune nei loro territori quella che hanno chiamato la bolla di viaggi baltica. In pratica ognuna delle 3 nazioni baltiche, anche in questo periodo di quarantene e distanziamenti sanitari, aprirà i propri confini ai cittadini degli altri stati vicini. Ed è il frutto di un graduale allentamento delle restrizioni sanitarie decise dai governi di Riga, Vilnius e Tallinn. L'accordo è il primo di questo genere siglato da nazioni appartenenti all'Unione Europea e inglobate nel sistema Schengen di controllo delle frontiere. Il primo ministro lituano Skvernelis ha spiegato che i cittadini dei 3 paesi saranno liberi di viaggiare all'interno della regione, ma chiunque entrerà dall'esterno dovrà isolarsi per 2 settimane. Il fatto che nella nostra regione abbiamo gestito correttamente la situazione sanitaria è un messaggio forte sia per l'Europa sia per il mondo. Nei 3 stati abbiamo applicato metodi simili e abbiamo una situazione epidemiologica simile, quindi possiamo realizzare un'apertura regionale. Questo rappresenta un beneficio per i cittadini e per le imprese e un buon esempio per altri stati della regione. Tra breve l'area di viaggio tra i 3 paesi potrebbe essere estesa anche alla Polonia. L'iniziativa è stata accolta con favore dai baltici, i pareri di 2 cittadini di Vilnius. Questo significa che dopo un mese di stagnazione c'è una luce alla fine del tunnel, la libertà. Se le persone sono in grado di muoversi, se le imprese riprendono a commerciare, è un buon segno. Penso che sia un accordo importante per motivi economici e per motivi personali, per la libertà di movimento delle persone. È un bene che le frontiere siano di nuovo aperte, è una decisione pragmatica. Dopotutto la situazione relativa all'infezione da Covid negli stati baltici e in Polonia è piuttosto simile. Per contenere i contagi da coronavirus, tutti i paesi dell'Unione Europea hanno limitato l'ingresso ai cittadini stranieri e quasi tutti hanno imposto un periodo di quarantena ai viaggiatori in arrivo. Ricordiamo che la Commissione europea ha raccomandato di revocare i controlli alle frontiere interne tra tutti gli Stati membri in modo coordinato. Iniziative per aprire i reciproci confini stanno però per realizzarsi anche tra altri Stati. Trattative sono in corso tra Repubblica Ceca e Slovacchia, ma anche tra Ungheria, Croazia, Slovenia e Austria. Andiamo in una fattoria in Inghilterra e speriamo bene. Dobbiamo farlo per poter restare a galla. In Romania non puoi guadagnare i soldi che guadagni all'estero, quindi lavoriamo lì e torniamo qui per spendere quello che abbiamo guadagnato in acqua, gas, internet, quello che serve per vivere ogni giorno. È uno dei centinaia di romeni che attraverso i corridoi verdi sono riusciti a partire con i voli assicurati dall'Air Charter Service, nonostante il lockdown proclamato fino al 1 giugno nel Regno Unito. Milioni di tonnellate di frutta e verdura sarebbero andate al macero se in 40.000 non fossero riusciti a spostarsi verso i paesi dell'Europa occidentale. Durante l'emergenza sanitaria quasi 1.300.000 romeni residenti più o meno stabilmente in altri paesi dell'Unione sono dovuti rientrare in patria. Com'è la situazione attuale? Lo chiediamo ad Emilia Sporcasciu, responsabile Inca CGIL a Bucarest. La situazione in Romania è così: il numero di lavoratori attivi si aggira intorno al 5.630.000. Di questi un 24%, quindi 1.370.000, percepiscono il salario minimo imposto dalla legge, che mensilmente quindi il salario minimo lordo è di 465 euro,
Al netto sono sui 280 euro. Abbiamo un 24% dei lavoratori attivi che purtroppo viene pagato con questo salario minimo, ma ovviamente ci sono settori dove gli stipendi sono molto più alti, quindi anche i funzionari pubblici sicuramente hanno degli stipendi che sono aumentati abbastanza negli ultimi anni, così come nel settore IT, quindi abbiamo città come Cluj-Napoca che sono considerate Silicon Valley dell'Est Europa, Sì. quindi sì, lì gli stipendi sono altissimi, migliaia di euro. Io ho conosciuto degli italiani che sono venuti a lavorare qui estremamente specializzati e percepiscono stipendi più alti. Un reddito minimo garantito molto basso, circa 50 euro a testa al mese. In Romania si stima, secondo i calcoli dell'Inca, che in 350.000 non abbiano alcun reddito e solo un quarto della popolazione su 20 milioni di abitanti è attiva. Questo è il treno che da Timisoara porta decine di badanti in Austria. Solo chi è stato ammesso dall'ispettorato sanitario romeno può viaggiare e tutti sono obbligati ad indossare mascherine e guanti. Dunque resta l'agricoltura il settore di più ampio impegno e con condizioni contrattuali molto diverse. Dopo la Germania e l'Italia, il paese dell'Unione che occupa braccianti stranieri, un terzo della manodopera necessaria ai nostri campi arriva dalla Romania e dove il contratto collettivo di lavoro spesso viene ignorato. Sappiamo che purtroppo con lo sfruttamento e il caporalato c'è un'altissima percentuale di lavoratori stagionali stranieri che viene a percepire sui 25-30 euro al giorno per 8-12 ore di lavoro svolto. Ogni anno sono 5 milioni di cittadini che migrano per lavoro e i cui salari tuttavia costituiscono un apporto prezioso per il PIL della Romania. I 3 miliardi di rimesse, un quinto solo dagli Stati membri dell'Unione, aggiungono un importante 1,5% al prodotto interno lordo del paese. Si aggiunge un altro tratto al progetto di integrazione delle vie energetiche europee. Nell'accordo per la creazione di un gasdotto che collega la Norvegia alla Polonia attraverso la Danimarca, il compito tecnico di realizzazione della condotta sottomarina è stato assegnato alla Saipem. Il progetto Baltic Pipe è un'infrastruttura strategica sviluppata da una società mista tra Gas System SA e Energinet e cofinanziato dalla Unione Europea, che realizza un corridoio nuovo sottomarino che parte dai mari norvegesi, passando per la Danimarca e arrivando in Polonia. La caratteristica di questa linea, 280 km, 36 pollici, che vogliono dire circa 90 centimetri, poco meno di un metro di spessore, e profondità che variano tra i 4-5 metri e i 60 metri. La creazione di questa arteria intensifica i rapporti tra i paesi dell'est con quelli del centro e del nord Europa. Aumenta la tranquillità della Polonia. La Polonia storicamente ha interiorizzato, per ragioni sentite molto di sicurezza propria, la necessità di rendersi indipendente dal gas russo e a volte anche a costo di pagare di più il gas sostitutivo. Le istituzioni europee e gli operatori commerciali convergono verso una visione che prevede la transizione da carbone e petrolio verso fonti energetiche alternative, un cambiamento che richiede tempi e risorse. In materia di decarbonizzazione l'Europa è la primissima della classe. In un mondo che produce ancora quasi il 40% della propria energia elettrica mediante generazione a carbone, il problema vero non è qui, ma sono i tempi della decarbonizzazione asiatica. Sia per quanto riguarda la divisione di cui mi occupo, sia per l'intera azienda, più dei 2/3, quindi stiamo parlando del 70% del portafoglio ordine, del volume di affari, non è legato al petrolio, ma è legato bensì al gas naturale e alle energie rinnovabili. Stiamo parlando di progetti molto importanti come eolico, parchi eolici in mezzo al mare, prospetticamente anche solari. Abbiamo una robotica sottomarina. Tradotto vuol dire che abbiamo dei veri e propri droni sottomarini che possono volare, mi passi il termine, sott'acqua, andando a verificare l'integrità degli asset, delle strutture dei nostri clienti.
La crisi economica che è derivata dall'epidemia di coronavirus ha avuto l'effetto di ridurre drasticamente il prezzo del petrolio, che è così tornato competitivo e che potrebbe rallentare il processo di decarbonizzazione, ma le regole europee e gli impegni delle società coinvolte nei nuovi progetti sembrano aver individuato un futuro percorso condiviso. Immanuel Kant nacque a Königsberg nel 1724. Parole che qualsiasi studente delle superiori prima o poi incrocia in un manuale, ma quello stesso studente, curioso di sapere dove sia la città natale del filosofo, scopre presto che Königsberg non esiste più. Oggi si chiama Kaliningrad, exclave russa di 500.000 abitanti incastonata tra Polonia e Repubbliche Baltiche. Nulla di strano verrebbe da pensare, mezza Europa ha cambiato nome in 2 secoli di guerre e trattati, ma questa è un'altra storia, quella di una città bifronte, come la definisce la slavista Valentina Parisi in Una mappa per Kaliningrad, scritto partendo dal ricordo del nonno. L'8 settembre del 1943 con l'armistizio di Cassibile è stato fatto prigioniero dai tedeschi e come altri 600.000 soldati italiani e deportato in Germania, ma deportato in una parte molto particolare del Terzo Reich, e cioè nella Prussia orientale, a una trentina di chilometri da quella che all'epoca era ancora la città tedesca di Königsberg, e che di lì a 1 anno e mezzo, nell'aprile del 1945, sarebbe stata raggiunta dall'Armata Rossa, assediata per 3 giorni e conquistata. Nel testo i piani si alternano, quello storico dai bombardamenti della Royal Air Force alla pretesa di Stalin di avere un porto che non ghiacciasse sul Baltico, il viaggio della narratrice verso la laguna della Vistola, le pagine dei tanti autori da Malaparte a Brodsky che hanno raccontato la città di K, quelli dei tedeschi esiliati dopo la vittoria degli alleati. Le autorità hanno cercato di cancellare il più possibile il passato tedesco della città, sono stati intrapresi appunto dei piani anche molto ambiziosi da un punto di vista urbanistico e architettonico, talmente faraonici che non sono poi riusciti però a scalfire del tutto quella che è anche l'anima prussiana e l'anima tedesca di questo luogo, che riaffiora in determinati luoghi. Il più significativo è senz'altro la cattedrale stessa. Era in rovina e è stata salvata dalla cripta che ospita le spoglie di Kant, l'unico ricordo del grande filosofo rimasto in piedi, poiché a fine Ottocento la casa natale fu abbattuta per fare spazio a una pasticceria, mentre le vestigia del colossale palazzo dei Soviet, mai completato, testimoniano gli anni della russizzazione. Le autorità di Mosca arrivarono a inventare un remoto passato slavo dell'area, nei fatti mai esistito. È, come dire, curioso vedere invece come riaffiora in un certo senso qualche traccia appunto di questo passato prussiano, ora percepito come un elemento esotico che viene riproposto in forma piuttosto artificiale ai turisti. Un destino occorso allo stesso Kant, la cui effigie stile kitsch campeggia su tazze, portachiavi e magliette. Gli sarebbe stata intitolata la stessa città, Kantograd, se si fosse seguita l'indicazione di un concorso indetto dopo la caduta dell'URSS. E invece il nome ricorda ancora Mikhail Kalinin, oscuro funzionario fedelissimo di Stalin. Il viaggio di Valentina Parisi si conclude allo Stalag 1A, il lager nazista in cui fu internato il nonno prima del lungo ritorno in Italia. Lì una lapide recita: a ricordo degli italiani che qui persero la vita, militari che non vollero rinnegare il giuramento prestato, civili che non vollero collaborare. Un ricordo di quella altra resistenza in Italia a lungo dimenticata. Cerca di parlare di quel momento della crescita, dell'adolescenza, quando ci sono troppe cose succedono in una sola volta e non sai gestire le proprie emozioni. Cerchi di capire, ma allo stesso tempo non capisci niente. Succede così anche a Clemen e Peter,
Fratelli legatissimi, abituati a condividere tutto, dalle avventure nella calda estate spensierata tra corse a perdifiato e infinite riflessioni sulla vita all'impegno sui campi da tennis, fino al giorno quando Peter, il fratello maggiore, porta a casa la sua giovane fidanzata Sonia. Ragazza bellissima, oltre a sconvolgere la vita del giovane innamorato, finisce per scombussolare anche quella di Clem. Neposabidihati, non dimenticare di respirare, è il terzo lungometraggio di Martin Turk, 41enne regista triestino di lingua e cultura slovena che, finito il liceo a Trieste, ha deciso di studiare regia all'AGRFT, l'Accademia Cinematografica di Lubiana. Questo film è una coproduzione slovena, italiana e croata, quindi tre nazioni, regioni che sono molto vicine e hanno molte cose in comune, storia, idee, atmosfere. Credo che anche questo Mitteleuropa, questa Europa sia sempre più larga e quindi ci si allarga sempre di più e si riesce a collegare tutti questi posti e le proprie storie. Alla zona di confine, alle sue vicende storiche e culturali, Turk ha già dedicato diversi film e documentari. Non dimenticare di respirare è ad oggi di sicuro la sua opera più autobiografica, un racconto sull'adolescenza, su quell'età di passaggio dove anche i legami più stretti possono subire imprevedibili scossoni. L'idea principale è autobiografica e poi ci sono un mucchio di piccole esperienze, però volevo trasportare il film in un altro posto dove specialmente l'atmosfera e il luogo aiutasse, un approccio un po' più poetico con un film d'atmosfera che parlasse ai giovani ma parlasse allo stesso tempo anche agli adulti. Girato infatti sulle rive del fiume Kolpa, in Bela Krajina, regione rurale, nel profondo sud-est della Slovenia che mai prima d'ora è stata resa così cinematografica. Presentato ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma, il film è coprodotto dalla RAI e distribuito nelle sale italiane dalla friulana Quasar Film. Un racconto appunto che parla dell'età della giovinezza, ma non è dedicato solo allo spettatore giovane, ma anzi risveglia ricordi e sensazioni che appartengono a tutti. Si parla del mio passato, del passato, ma lo stesso ci si riconosce perché le emozioni crescendo sono più o meno le stesse.